Il momento è arrivato. Poco più di 48 ore e i comuni italiani potranno schierare ufficialmente le ronde. Molti pensano che sarà il Veneto, la Marca in particolare, a proporsi come apripista, come laboratorio privilegiato di un progetto molto sentito dai cittadini, a richiamare magari le attenzioni delle troupe televisive da tutto il mondo. Eppure ci sono associazioni che si sono rivolte al sindaco per dire noi ci siamo? No. Dalla prefettura di Treviso non risulta nessuna iscrizione, questione di tempo, forse di organizzazione. Parleremo con i cittadini chiaramente, però insomma dobbiamo valutare bene chi vuole entrare nelle nostre ronde. A Vittorio Veneto niente ronde per ora. A Vittorio Veneto non abbiamo questa esigenza, fortunatamente non siamo in emergenza di sicurezza. A Godega invece ci si prepara. Noi abbiamo le idee ben chiare su cosa fare a seguito della normativa nazionale. A Godega stiamo predisponendo degli incontri con la cittadinanza per spiegare cosa prevede questa normativa, quindi partiremo con un bando per i volontari. Le ronde devono essere apolitiche, seguire regole precise. Il gruppo di pattuglia delle ronde istituzionali sarà composto almeno da 3 persone. E poi ecco il kit del rondista: telefonino ma anche walkie-talkie municipale, torcia elettrica, spray al peperoncino e casacca gialla. Le ronde vestite sono no logo, nessun simbolo politico. E il leone di Veneto Sicuro? Il Veneto Sicuro come si comporta con le regole che ci sono adesso? Bene. Per il fatto che non si può uscire con simboli né sull'auto né sulla pettorina? Sarà l'associazione Veneto Sicuro? Rinuncia al leone? No, assolutamente non c'entra. Dunque almeno in teoria il simbolo del Veneto, il leone appunto, potrebbe essere mantenuto.